Ben ritrovati a tutti voi. Domenica 17 gennaio, oggi è la giornata dedicata a Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali. Partiamo con la nostra lunga diretta straordinaria, staremo assieme fino alle 13:30. Vi ricordo che oggi non è stata convocata alcuna conferenza stampa presso l'unità di crisi, dunque non vi sarà la diretta del presidente Luca Zaia, ma avremo molti ospiti con cui parleremo di svariati temi, a partire da quello del turismo con l'assessore regionale proprio al turismo ma anche all'agricoltura Federico Caner. Poi toccheremo il tema del lavoro con il segretario generale della CGIL di Treviso, parleremo di ragazzi e scuola con la vicepresidente dell'ordine degli psicologi del Veneto e poi andremo anche ad Auronzo con il sindaco Tatiana Pais Becker. Ma vi diamo un paio di notizie così subito in apertura. Intanto vi faccio vedere quello che è successo ieri a Mestre. Siamo in Riviera 20 settembre, le immagini sono state inviate dal sindacato di polizia. Guardate, dei veri e propri assembramenti. Questa è Riviera 20 settembre in pieno centro a Mestre. Ieri sera circa 200 persone sono state fatte allontanare dalla polizia. Vi stiamo raccontando da qualche giorno ormai della manifestazione Io Apro, che ha coinvolto molti baristi delle varie città del Veneto. Per la verità una manifestazione pacifica, salvo alcuni casi che poi sono stati anche ovviamente segnalati e poi multati. Però insomma queste sono le immagini che arrivano da Mestre e questo è quello che accadeva ieri sera proprio in centro storico, con gli assembramenti e anche l'allontanamento di circa 200 persone, come segnala appunto la polizia. Vediamo se si può vedere il video. Eccolo qui, delle volanti della polizia e le persone che sono state fatte allontanare. Riviera 20 settembre, ieri sera. Ecco qua, ricordiamo che insomma al di là del DPCM ormai da mesi è in vigore il coprifuoco alle 10 della sera. Questo è quello che è accaduto ieri a Mestre. Quello che sta accadendo invece in questo momento, mentre vi stiamo parlando, è che il governo ha riunito alle 11 il CTS, un incontro straordinario perché da domani, secondo il DPCM, molte scuole delle regioni in zona gialla e arancione dovrebbero riaprire con una didattica a distanza al 50%, ma in presenza per il restante 50%. Però molte regioni hanno deciso di muoversi autonomamente, tra queste c'è anche il Veneto. Sapete che Zaia con un'ordinanza regionale ha deciso che in Veneto le scuole apriranno invece con la didattica al 50% in presenza soltanto il 1° febbraio, ed è in corso proprio una riunione straordinaria ai vertici del governo per parlare di questo. Questi sono un po' i temi della giornata. Andiamo subito a parlare di turismo invece con l'assessore regionale Federico Caner. Eccoci qua, assessore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro oggi è Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali. Coldiretti di solito insomma, portava in piazza, anche proprio in piazza San Pietro, tutti gli animali per farli benedire, ed anche a questo purtroppo dovremmo rinunciare. Ma parleremo tra poco di agricoltura, perché è un altro dei suoi assessorati, perché io vorrei partire un po' dalla notizia di qualche giorno fa dell'accordo con Save a Treviso. Insomma, si è aspettato da tempo la notizia della riapertura dell'aeroporto. Si tornerà a viaggiare, per ora ovviamente con tratte brevi. Che cosa consiste esattamente l'accordo? Guardi, noi stiamo già pensando al futuro. Ovviamente adesso siamo in un momento difficile di pandemia, tutto è bloccato, gli aeroporti, almeno l'aeroporto di Treviso è chiuso, quello di Venezia e di Verona gira neanche al 10% delle sue possibilità, quindi è ovvio che può sembrare strano questo accordo, ma noi stiamo già pensando al futuro. Noi siamo convinti che nel giro di poco tempo, grazie anche all'arrivo dei vaccini, alla gente che comunque è immunizzata perché purtroppo ha preso il virus, contiamo entro l'estate di voler ripartire, e quindi le tratte aeree diventano fondamentali. Ecco il perché ci siamo già messi d'accordo con Save per fare una promozione internazionale assieme a loro, con alcuni vettori aerei, in particolare low cost, perché pensiamo che il sistema aeroportuale che partirà per primo, cioè le compagnie aeree che verranno a volare su Venezia, Treviso e Verona in particolare, saranno principalmente quelle europee, no extraeuropee. Quindi in particolare le compagnie low cost, tra queste ci sono ovviamente Ryanair, EasyJet, Volotea, e quindi abbiamo fatto un accordo assieme a loro
per poter promuovere dei pacchetti turistici del Veneto e in particolare anche per quanto riguarda l'aeroporto di Treviso, che speriamo appunto riparta velocemente, anche l'intera provincia di Treviso. Quindi al di là dell'anche grande piano di sviluppo, pare che il ministro Costa stia per dare finalmente la firma del nuovo master plan, quindi davvero Treviso potrebbe diventare l'hub di Ryanair, ma non solo, ampliare anche le rotte. L'attenzione va anche a tutto l'indotto poi, no, turistico sul territorio che dai voli aerei poi a ricaduta potrebbe arrivare. Guardi, i voli aerei sono fondamentali non solo per la città di Treviso e per l'intera provincia, ma per il Veneto in particolare, perché SAVE è un sistema aeroportuale che appunto comprende Venezia, Treviso e Verona. Quindi questo è l'hub di ingresso non solo tra l'altro per il Veneto, ma addirittura per alcune regioni vicine, pensiamo al Friuli Venezia Giulia o al Trentino Alto Adige, che usufruiscono di questi aeroporti. Quindi noi abbiamo pensato proprio a creare un progetto, le porte dell'accoglienza, quindi all'interno anche degli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona verranno fatte anche dei desk operativi importanti dove si illustra il territorio, si accoglie il turista, ci sarà anche del merchandising interno che serve anche per promuovere e vendere i nostri prodotti, tra l'altro anche i prodotti agricoli, visto che dopo parleremo anche di questo. Quindi collegare il turismo all'agricoltura e a 360 gradi al territorio. Ecco, quindi come verranno allora investiti questi soldi? Lei diceva desk, prodotti del territorio, quindi insomma che sono poi i nostri punti di forza, poi? Sì, questo riguarda il progetto Porta dell'Accoglienza, mentre i 300.000 euro di cui parliamo sono proprio investimenti assieme alle compagnie aeree, per esempio per abbattere il costo del biglietto per chi magari appunto decide di prenotare per tempo, oppure semplicemente fare della promozione territoriale assieme alle compagnie aeree. Quindi le compagnie aeree nel momento in cui, siccome hanno fidelizzato i propri clienti e normalmente fanno una campagna promozionale per loro stesse, ci agganciano al nostro territorio nel momento in cui fanno questa campagna. Quindi in sostanza, non so, se si tratta di Ryanair, dicono venite a volare, che ne so, dall'Irlanda, dall'Inghilterra, venite a Treviso, e quindi fanno una campagna promozionale grazie al nostro investimento, che ovviamente viene implementato dall'investimento delle compagnie aeree stesse e dal sistema SAVE. Beh, insomma è interessante questo, no? Che la Regione Veneto decida anche di muoversi in questa direzione, no? Quindi di creare questa sorta di patto con questi grandi gruppi, perché insomma SAVE è un gruppo enorme, anche loro stanno soffrendo tantissimo di quello, insomma, della situazione pandemica, e quindi è davvero interessante questa nuova visione, no? Forse del turismo con questo tipo di accordi. Sì, teniamo conto anche che oltre al problema del turismo e quindi a tutti gli addetti legati all'hotelleria, ai bed and breakfast, agli agriturismi, al commercio, pensiamo anche agli stessi addetti degli aeroporti, cioè oggi come oggi gli aeroporti sono in difficoltà. Se pensiamo a Treviso abbiamo migliaia di persone a casa, ma lo stesso vale per Venezia o per Verona, che appunto girando neanche al 10% delle proprie possibilità ha tanta gente in cassa integrazione. Quindi vediamo che iniziative di questo tipo servono non solo al turismo in senso stretto, ma c'è un indotto legato proprio a posti di lavoro che dobbiamo mantenere e che ci ha spinto a pensare già al futuro, a quando ripartiremo. Questo è il nostro compito, programmare, altrimenti il rischio è che si riparta e noi non abbiamo ancora attuato niente per promuovere velocemente. Senta, a proposito di turismo, andiamo in montagna, piste da sci, insomma fino a metà febbraio non se ne parla, partono i mondiali a porte chiuse, i ristori per la montagna dove sono? Guardi, questo è un grande capitolo. Noi stiamo lavorando con le cosiddette regioni dell'arco alpino, quindi assieme al Friuli, il Trentino Alto Adige, Piemonte, Val d'Aosta, ma si sono aggiunte anche regioni appenniniche che hanno impianti a fune, e insieme stiamo chiedendo una data certa della riapertura, che non può essere ogni volta rimandata. Io capisco il momento di emergenza, tra l'altro nessuna regione spinge per riaprire subito perché ci rendiamo conto che siamo in difficoltà, però una data certa per permettere agli operatori di programmarsi, questa deve essere data. Non può essere il 18 gennaio, poi spostato al 25, poi al 15 di febbraio, cioè che ci diano una data e che sia quella. Secondo, a noi va bene anche riaprire in ritardo, però teniamo conto che se si apre da metà febbraio
comunque fino ad oggi la stagione è in gran parte persa. Quindi abbiamo bisogno di ristori immediati, perché il rischio, sa qual è? Non è soltanto degli impianti funerari, ma anche tutto l'indotto legato all'hotelleria, al commercio, ai maestri da sci, Certo. che rischiano di non riaprire più. Quindi se non arrivano ristori immediati e cospicui è a rischio anche la stagione estiva, perché molti di questi alberghi, e non solo gli alberghi, vanno in difficoltà. Ma tutte queste persone l'hanno ricevuto il ristoro fino adesso, Assessore, visto che la stagione insomma iniziava a novembre volendo, no? Anche perché poi abbiamo avuto un inverno incredibile dal punto di vista insomma, della neve che è scesa, quindi sarebbe stata davvero una stagione meravigliosa questa per la montagna. Lei prima ha citato i maestri di sci, che sicuramente insomma non sono lavoratori statali che prendono uno stipendio e sono in cassa integrazione. Queste persone non hanno nulla in questa fase. Che cosa è arrivato per loro? Esatto, il problema è che queste persone non hanno avuto nulla, così come non hanno avuto nulla neanche gli albergatori. Soltanto i dipendenti del settore turistico messi in cassa integrazione hanno avuto qualcosa, ma tra l'altro in ritardo. Ma quello che ci chiede questo mondo è di poter tornare a lavorare, perché ovviamente, guardi, anche i ristori, per quanto arrivino, sempre bassi sono in termini, diciamo, quantitativi. Quindi sicuramente non riescono a mantenere un sistema che è un sistema importante, e le ricordo che noi già abbiamo il problema dello spopolamento della montagna, quindi già la gente, i giovani fanno fatica a stare in montagna. Se non permettiamo loro nemmeno di fare turismo, questa rischia di essere la morte finale per la montagna. Quindi il grido d'allarme che è stato fatto da parte delle regioni alpine, in particolare per la montagna, anche se il problema ovviamente è un problema generalizzato, è quello di ristori subito. Noi abbiamo calcolato circa 20 miliardi di euro di danno in tutte le regioni alpine. Per la regione Veneto si tratta circa di 1 miliardo di euro localizzato in montagna, quindi capisce che sono numeri da capogiro, e noi abbiamo la necessità non solo di avere tempi certi, ma ristori immediati. Senta, io so che lei è particolarmente arrabbiato anche con il governo in questa situazione, perché i ristori sembrano diventati insomma non la priorità, visto che siamo insomma in piena crisi di governo. Martedì si va alla conta, già la Lega insomma, ma il centrodestra si sono detti pronti a voltare pagina, si stanno già organizzando per eventualmente insomma, poter portare la loro proposta di governo. Come insomma, un giudizio ovviamente su sta crisi di governo, e secondo lei davvero che cosa dovrebbe accadere tra le varie possibilità che ci saranno martedì? Che cosa dovrebbe accadere perché tutti questi soggetti di cui stiamo parlando possano veramente tornare a vedere un po' di luce in questa situazione? Ma guardi, io credo innanzitutto... Sì, dica. No, dico perché insomma che cada il governo, secondo lei davvero potrebbe essere la mossa giusta per questo paese così in sofferenza? Guardi, io forse vado controcorrente, ma mi pare di capire che anche il mio segretario di partito tutto sommato sia, diciamo... tranquillo da questo punto di vista, nel senso che noi giustamente diciamo che è un governo che prima o poi deve cadere, prima o poi alle elezioni dobbiamo tornare, però forse questo non è il momento giusto, nel senso che in questo momento la gente si aspetta delle risorse e delle risposte. Noi come regioni ci aspettiamo delle risposte e delle risorse a nostra volta da girare al territorio, ma soprattutto in un momento in cui stiamo parlando di distribuzione dei vaccini che arrivano in ritardo con dosi dimezzate. Ricordo che oggi il Veneto ha la brutta notizia di avere metà delle dosi, non solo noi, anche altre regioni, Emilia Romagna, Friuli e quant'altro. Quindi in un momento di emergenza come questa forse il pensiero non è di tornare alle elezioni, ma di dare delle risposte. Io credo che alla fine un accordo lo troveranno. Mi piace l'idea che comunque anche la Lega abbia dato la disponibilità eventualmente ad entrare al governo se serve, dare una mano in questo momento, perché, ripeto, tornare alle elezioni prima o poi bisogna farlo, però in questo momento penso che la gente abbia qualcos'altro per la testa, cioè c'è gente che fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena in questo momento. Io sto incontrando tanti operatori del settore, c'è gente che ha le spalle grosse e riesce a tenere duro ancora qualche mese, ma ci sono persone, pensi alle agenzie di viaggio, che sono 2 anni che di fatto non stanno lavorando, ma potrei tirarne fuori tantissime altre di categorie economiche che sono veramente in difficoltà. Quindi non vorrei che fosse anche un po' uno schiaffo
morale per queste persone parlare adesso di elezioni. Meglio dare delle risposte immediate, mettendoci tutti d'accordo se serve in questo momento, e poi magari, che ne so, a giugno, quando si pensa che la pandemia, non dico sia finita, ma sicuramente è un rallentamento, pensare alle elezioni, anche perché in questo momento andarci subito penso che sia difficile anche per il famoso problema della terza ondata, che è in arrivo. Ma anche proprio per rispetto delle norme anti-Covid. Esatto. Agricoltura, Assessore, perché insomma pare che tra i vari settori in difficoltà forse l'agricoltura sia quello che ha sofferto meno in quest'anno, perché ovviamente generi alimentari di prima necessità, quelli insomma non hanno mai smesso di essere messi sul mercato. Com'è andata quest'anno e poi che sviluppi ci sono? Sì, guardi, tutto sommato non è stato un anno malvagio per l'agricoltura, tenendo conto della situazione ovviamente. Se fosse un anno, diciamo, senza Covid sarebbe stato un anno drammatico, ma tenendo conto di ciò che è accaduto negli altri settori, appunto pensiamo al turismo che ha fatto meno 60%, i dati dell'agricoltura sono anche positivi, anche se dipende dal settore, cioè ci sono dei prodotti agricoli che addirittura sono andati in aumento, altri in diminuzione. Come dice giustamente lei, la grande distribuzione ha continuato a vendere perché le famiglie sono state a casa e giustamente mangiare bisogna, e quindi l'acquisto è continuato. Però per esempio c'è un canale che è il canale dell'Horeca, cioè dell'hotellerie, del catering, della ristorazione. Quello è andato totalmente in sofferenza, e tutti coloro i quali vendevano prodotti tipici dell'agricoltura, a cominciare dai vini per arrivare ad altri prodotti DOP e OGP, in particolare quelli che hanno un valore aggiunto più elevato, questi sono andati tutti in sofferenza, perché chiudendo quel canale ovviamente si sono trovati in grande difficoltà. È per questo che io dico che il rilancio deve essere un rilancio anche di tipo promozionale. Io sono sempre più convinto, non perché ho queste due deleghe, ma lo diceva anche il Presidente Zaia e lo diceva anche l'ex Ministro Centinaio quando ha collegato le deleghe del turismo all'agricoltura, la ripresa del turismo fa bene anche all'agricoltura, certo, e viceversa, perché stiamo sempre parlando sempre di più di turismo slow, lento, green, verde, collegato al territorio. Soprattutto in Italia, insomma, per le eccellenze che ha. 2 punti su questo, poi la lasciamo, insomma, alla sua domenica. C'è un nuovo accordo, soldi sono arrivati dall'Europa per il cambio generazionale, quindi l'arrivo dei giovani in agricoltura. In un momento come questo in cui si parla di crisi di lavoro ci sono possibilità per i giovani, giusto? Sì, guardi, noi abbiamo tantissime domande, molti giovani si stanno riaffacciando al mondo dell'agricoltura, abbiamo tantissime domande che ci arrivano. Le dico la verità, noi tutti i soldi spesi dal cosiddetto PSR, cioè il piano di sviluppo rurale, li abbiamo impiegati tutti, quelli del 14-2020. Ora siamo in fase di nuova programmazione, avremo bisogno di nuove risorse in più, dato che non riusciamo nemmeno a raggiungere il 50% delle domande dei giovani in agricoltura, senza pensare che poi ci sono anche il resto delle domande delle altre aziende agricole, diciamo, di proprietà di senior, ma che hanno bisogno di investimenti anche a livello tecnologico. Quindi noi stiamo conducendo una battaglia molto importante a livello centrale, che è quella di avere maggiori finanziamenti a disposizione per il Veneto nel nuovo piano di sviluppo rurale, nella PAC, diciamo, 2021-2027, perché il Veneto, per il numero di aziende agricole che ha, per la superficie agricola che coltiva, ha necessità di avere un bel po' di milioni di euro in più per far fronte alle nostre esigenze. Noi abbiamo dimostrato che i soldi li spendiamo, non sempre non è così, non vogliamo più questo criterio storico che ci portiamo dietro da 20 anni, che in sostanza dice continuiamo a dare gli stessi soldi a chi li ha sempre avuti senza tener conto della virtuosità. Cioè ci sono regioni che impiegano bene, regioni che impiegano meno bene, diciamo. Ecco, abbiamo necessità di avere più risorse a disposizione. In chiusura, a proposito insomma, di questo tema qua, l'annosa battaglia tra consorzi, Assessore, consorzio del Prosecco, secondo lei si potrà arrivare ad un unicum, ad una soluzione per far davvero volare il Prosecco del nostro territorio? Ma guardi, io rispetto molto la diversità dei due consorzi, le tipologie, quindi il DOCG rispetto al DOC, sappiamo tutti il valore delle nostre colline divenute patrimonio dell'UNESCO e quindi il collegamento al territorio diventa fondamentale. È vero però anche che a livello internazionale fanno fatica a capire queste differenze che devono essere da un lato spiegate, però io ho sempre sognato un Prosecco che possa essere
generale con scritto semplicemente Prosecco superior, cioè superiore, quello che proviene dalle colline, raccontando il territorio e il perché di questa agricoltura diciamo anche eroica, che costa di più anche, se vogliamo, in termini di lavorazioni rispetto all'altro. Ricordiamoci però che su quasi 600 milioni, anzi più di 600 milioni di bottiglie, 500 milioni sono DOC, le altre sono per 95 circa di OCG, quindi Valdobbiadene e Conegliano, e 17 sono Vado Arrato, Asolo, quindi colline asolane. Quindi capisce che i numeri sono questi, e forse un consorzio unico, però specificando le diversità, può essere a livello di marketing internazionale, attenzione, un qualcosa in più. Poi però, ripeto, va valorizzato il territorio e distinto, questo senza dubbio. Mantenendo assolutamente le specificità del territorio, ma in un'ottica internazionale come deve essere la nostra del Veneto. Grazie Assessore, buona domenica e buona giornata. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Allora, noi dovremo collegarci con il sindaco di Auronzo, Tatiana Paes-Becker, ce l'abbiamo collegata. Sì, buongiorno sindaco, grazie anche a lei per averci dedicato un po' di spazio nella sua domenica. Buongiorno, ha sentito l'assessore Caner, la montagna, le piste, insomma slittamento nuovo per l'apertura delle piste, la situazione pandemica ovviamente è ancora piuttosto grave. Com'è la situazione della montagna e soprattutto i ristori sono arrivati oppure no? Allora, innanzitutto vorrei ringraziare l'assessore Caner e appoggiare la richiesta che l'assessore ha fatto al governo per una data certa e anche i ristori che siano cospicui, che siano anche immediati. La montagna, come avete ben detto, sta soffrendo moltissimo, sta pagando un prezzo troppo alto in questa emergenza Covid, anche perché questa è solamente una delle emergenze che la montagna sta vivendo, perché oltre a quella dello spopolamento di cui ha parlato anche l'assessore, c'è stata l'emergenza climatica con la tempesta Vaia nel 2018, quest'estate c'è stato un violento nubifragio che ha colpito il comune di Auronzo di Cadore, e poi c'è stata la forte nevicata di dicembre con 3 eventi che hanno portato davvero a grandi disagi ai paesi di montagna. Parlo soprattutto del Cadore e del Comelico. Solamente il comune di Auronzo ha speso ben 100.000 euro per lo sgombero neve, quindi c'è un'emergenza continua. La montagna è in grave crisi. Per quanto riguarda Auronzo, noi abbiamo 2 impianti, 2 società che gestiscono impianti di risalita, Auronzo d'inverno e Misurina Neve. Le persone che sono a casa senza lavoro attualmente sono moltissime, sono 18 per quanto riguarda gli stagionali della società che gestisce Colavuso, 7 per la società che gestisce Misurina, però oltre a questi ci sono anche tutte le malghe che sono chiuse, ad esempio la società agricola Valdansè che gestisce Malga Popena e Malga Maraia ha ben 15 stagionali a casa, per non parlare di tutti i ristoranti, di tutti gli agriturismi e gli alberghi che sono chiusi, quindi un numero grandissimo di persone con famiglia a carico che rimangono a casa e che non avranno nemmeno probabilmente né la cassa integrazione e né i ristori. E se devo rispondere appunto alla sua domanda, i ristori non sono arrivati per nessuno. Io sono in contatto continuo sia con i presidenti delle varie società ma anche con il consorzio turistico di Auronzo, e al momento non è arrivato nessun ristoro, e questo davvero è un'emergenza, quindi chiedo anch'io a gran voce, faccio appello perché questi siano immediati, perché rimanere senza alcun ristoro fino a febbraio è davvero troppo. Quindi non c'è davvero più tempo da perdere, e come sindaco io lo vedo e lo tocco insomma quotidianamente, perché mi stanno arrivando numerose richieste in municipio, sia richieste di lavoro ma anche richieste di bonus alimentari da persone che prima magari non le avevano mai presentate, quindi la situazione si sta davvero aggravando. Senta, ma insomma questa apertura eventuale degli impianti sciistici il 15 di febbraio, cioè questo slittamento poi tra l'altro continuo delle date, che senso hanno? Cioè, ha senso aprire il 15 febbraio? Cioè che stagione si prospetta per questi lavoratori? Allora, per quanto riguarda la stagione sciistica, sappiamo tutti che il Natale, soprattutto per un comprensorio piccolo come quello di Auronzo e Misurina, rappresenta circa il 50% dell'indotto, quindi già aver perso il Natale è gravissimo. Aprire poi il 15 febbraio significa contare forse su un mese, perché solitamente gli impianti sciistici di Auronzo chiudevano verso metà marzo, magari i primi di aprile quelli di Misurina.
però sinceramente non so se nemmeno potranno pagare le spese in questo senso. Attualmente gli impianti di collagodo sono aperti per 3 giorni a settimana esclusivamente per dare un servizio agli sci club, però anche qui mi è stato riferito che non si pagano appunto nemmeno le spese e vorrei ricordare che le società che gestiscono gli impianti sono società che per la maggior parte sono già in crisi e quindi bisogna assolutamente sostenerle, perché se non arriveranno questi ristori si mette in crisi tutta l'economia anche futura, anche per quanto riguarda la stagione estiva, quindi è davvero un'emergenza. Anche perché, Sindaco, lei che cosa può fare? Cioè lei come primo cittadino di un comune come questo, dove appunto ci sono persone che le stanno chiedendo lavoro, che cosa potete fare voi sindaci? Allora, come Comune di Auronzo, insieme alla Giunta, abbiamo deciso di mettere a disposizione 500.000 euro, che sono una tranche dei fondi dei comuni di confine che vengono dati ai comuni che confinano con le province di Bolzano e Trento, proprio per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Quindi abbiamo presentato 4 progetti per dare dei ristori innanzitutto alle imprese che hanno effettuato investimenti per andare incontro appunto alle norme anti-Covid, dove abbiamo messo a disposizione 200.000 euro. Ci sarà un altro bando per le famiglie invece per quanto riguarda la didattica a distanza, quindi l'acquisto di PC e di tablet, ci sono altri 50.000 euro a disposizione. Abbiamo messo 100.000 euro per la nostra residenza per gli anziani, che è purtroppo stata colpita dal Covid e ha bisogno di questo finanziamento appunto per fronteggiare i vari lavori e anche la crisi finanziaria che sta colpendo tutte le RSA del Veneto. E poi c'è un'altra cifra che è messa a disposizione invece per la promozione e il marketing del territorio, perché bisognerà assolutamente ripartire con un nuovo tipo di promozione anche per attirare i turisti che se continuerà la situazione attuale saranno per lo più turisti italiani, e quindi turisti che magari non hanno mai visitato prima la montagna, come è accaduto la scorsa estate, e non più turisti stranieri che arriveranno da noi in montagna. Era un po' Sì, che era un po' il messaggio dell'assessore Caner, no? La promozione turistica diventa quanto mai importante. Sì, oltre a questo ci sono anche i bonus alimentari che sono circa 40.000 euro a disposizione con i fondi del governo, ai quali poi noi abbiamo aggiunto 18.000 euro dei fondi comunali, e poi ci sono altri bandi che usciranno per le associazioni sportive. Insomma c'è modo di sostenere i cittadini e le associazioni, soprattutto per un comune come Auronzo, che ricordo è anche il comune delle Trecine di Lavaredo, il comune del Lago di Misurina, e quindi è un comune che può contare anche su entrate che altri comuni non hanno, quindi mi ritengo anche fortunata da questo punto di vista. Però la situazione, quella dello spopolamento, è sempre più grave e lo si vede anche annualmente, vedendo solamente i dati delle nascite appunto in paese e vedendo i giovani che se ne vanno magari a studiare in città e poi non ritornano qui. Quindi è importante proprio una politica che dia anche opportunità ulteriori di lavoro ai nostri ragazzi. Assolutamente, abbiamo visto delle bellissime immagini del suo comune. Comunque insomma avete davvero attivato una macchina organizzativa molto complessa per poter aiutare i vostri cittadini. Grazie Sindaco, grazie per essersi collegato. Sì, prego. Posso parlare? Perché questa macchina organizzativa continui, il governo dovrebbe sbloccare anche i concorsi pubblici. I concorsi pubblici al momento sono bloccati, soprattutto per quanto riguarda le prove selettive. Noi abbiamo dei dipendenti che andranno in pensione proprio nel mese di febbraio e non possiamo sostituirli anche se i bandi sono stati avviati, appunto perché questi concorsi sono bloccati. Quindi l'appello è anche questo: cercate di sbloccare i concorsi pubblici per aiutare soprattutto i piccoli comuni che altrimenti si troveranno in difficoltà. Certo, e senza personale. Grazie a lei per averci ricordato anche questo aspetto. Tatiana Paes-Pecher, buona giornata e buona domenica anche a lei. Buona domenica a voi. Arrivederci. Allora, se la regia me lo consente, volevo mandare in onda il servizio realizzato dalla redazione di Padova sulla mostra di Van Gogh a Padova, proprio per collegarci con il tema del turismo, perché i musei, sapete, sono aperti soltanto nelle regioni gialle dal lunedì al venerdì, quindi ancora per poter entrare e fare il pieno di cultura i veneti dovranno attendere. Allora, guardate questa iniziativa.
Capolavori chiusi ormai da mesi nelle sale dei musei, il triste destino dell'arte in tempo di pandemia. Le mostre sono state segnate profondamente dall'emergenza sanitaria e a Padova a farne le spese soprattutto un'esposizione di importanza internazionale, quella dedicata a Van Gogh e ai colori della vita. Capolavori di inestimabile valore, chiusi al buio nelle sale del Centro Culturale San Gaetano. Il curatore della mostra, Marco Goldin, per questo ha deciso di riaccendere le luci su queste opere private della loro funzione principale, quella di farsi ammirare. Lunedì sera alle 21 lo storico dell'arte trevigiano accenderà così i riflettori su 6 quadri di Van Gogh, raccontando altrettanti appassionati racconti sulla vita del maestro olandese. Una visita digitale visibile sul sito di Linea d'Ombra o sulla pagina Facebook. Al centro del racconto i dipinti Paesaggio al crepuscolo, Autoritratto con cappello di feltro, Il seminatore, il postino Joseph Roulin, il paesaggio a Saint-Rémy e il covone sotto un cielo nuvoloso. È una mostra che ha una sua storia al di sotto. Ho parlato di andare sotto la pelle di Van Gogh, non soltanto la pelle della pittura ma anche sotto la pelle dell'uomo. Così ci diceva Goldin esattamente un anno fa a Otterlo in Olanda, annunciando i capolavori in arrivo a Padova. Nessuno ancora immaginava che potesse arrivare la pandemia. Ora le opere sono chiuse senza poter essere viste. Voglio tenere accesa una fiammella, sottolinea Goldin, e voglio continuare a parlare di pittura, a raccontarle, a scriverne, e lo farò fin quando sarà possibile. Da Padova questo servizio, ringraziamo la redazione, ora andiamo in pubblicità, pochi secondi poi l'appuntamento con Nicola Palumbo, consulente aziendale, per parlare di crisi di governo. Tra poco. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, 12:34, diretta straordinaria di Antenna 3, saremo insieme fino alle 13:30. Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite, Nicola Palumbo, consulente aziendale. Buongiorno Nicola. Salve, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, lei già si è espresso, no, su questa crisi di governo. Martedì si andrà insomma alla conta dei senatori, ma di fatto quali sono le ricadute che questa crisi di governo sta avendo sulla nostra regione e avrà ovviamente questo governo così fragile? La situazione è farsesca, la tragedia è farsa, in Italia si mescolano e delle volte non riusciamo mai a capire quando finisce una, quando inizia l'altra. Sembra strano che in una fase storica di così grande crisi, non solo economica chiaramente, ma in primis di natura sanitaria, ci sia bisogno ancora di situazioni politiche che in qualche modo vadano a minare quella che è la stabilità di un governo che comunque uno può averne pareri positivi oppure meno, ma in Italia serve che sia forte in questa fase. E sarebbe assurdo se martedì alla conta si giungesse a un governo con la stessa maggioranza ma più debole. Sarebbe francamente assurdo e un poco anche, come dire, comprensibile dalle persone che in Veneto in queste ore stanno soffrendo, non solo in Veneto ma noi siamo qui. Quello che a me preoccupa molto è che mentre si discute di questi aspetti, mentre si cerca di convincere il senatore X, il senatore Y a fare il salto e a passare a supporto della maggioranza, ci sono migliaia di persone, di operatori partite IVA che soffrono e che non vedono un euro o comunque non vedono cifre necessarie a poter andare avanti da un bel pezzo. Questa cosa è francamente preoccupante, è un aspetto in più che ci getta nell'angoscia, oltre a quelli che già purtroppo conosciamo bene. Nessuno sta realmente prendendo in mano la situazione delle partite IVA, che sono tante, che occupano tanti settori, che si diramano in più territori, alcuni più penalizzati rispetto a tanti altri. Le faccio un esempio molto semplice: un bar in zona di montagna che vede il suo incasso essenzialmente basato su 4 mesi ogni anno, su 5 mesi, non di più, e che proprio in questi mesi fa la maggior parte, si vede chiuso e si vede sostenuto con 1.500 euro, ovvero sia una cifra con cui non paga nemmeno un affitto. Queste sono situazioni molto gravi. A me arrivano messaggi ogni giorno da persone che dicono: qua è tutto chiuso, qui non arriva niente, mi hanno puntato una pistola alle tempie e stanno sparando. Chiaramente sono messaggi molto pesanti che ci fanno capire quanto queste persone siano lasciate a loro stesse. Ecco,
Noi abbiamo questa fase di un'economia, di una società reale che soffre, che realmente non sa come andarne fuori, e d'altro canto noi assistiamo a questo spettacolo in cui ogni giorno si tenta di convincere il senatore o l'onorevole a fare il salto, e una volta questa cosa veniva definita mercato delle vacche, oggi si chiamano costruttori. Forse, come dire, anche noi siamo diventati un po' più naif, ma il senso è sempre quello: persone non elette con una maggioranza che oggi si cerca di convincere a portare dalla propria. C'è questa discrasia enorme, questa stonatura enorme tra il territorio, la vita reale, e ciò che invece avviene dentro quei palazzi amministrativi, che francamente è sempre più ampia questa spaccatura e che non ci consente di vivere con quel poco di serenità che invece in questa fase sarebbe più che auspicabile. Anche perché si rischia di avere un contettero, comunque un terzo governo ancora non eletto, no? Quindi è un attacco alla democrazia incredibile, visto e considerato insomma anche il malumore, la situazione di gravissimo malumore che c'è, insomma ha visto anche la protesta dei vari baristi, poi come si è risolta, addirittura con delle multe, qualche sindaco, dopo faremo vedere un servizio che ha detto io ho da mangiare lo stesso in questo posto perché se lo meritano, perché stanno dando tutto. Si rischia di non tornare a votare nemmeno questa volta. Sono d'accordo. Allora, le elezioni sono una strada che in fase emergenziale è sempre vista con sospetto. Diciamo che in Italia si vede con sospetto sempre l'andare al voto, questo dobbiamo dirlo. È una situazione che martedì si andrà, appunto, come diceva bene lei, alla conta, e se non si dovesse giungere a quei 161 voti, che sono una maggioranza che dà un po' di cuscinetto di serenità al governo Conte, si rischia seriamente di gettare il paese nella instabilità più totale. Francamente è sorprendente quanto entrambi i giocatori di questa partita a poker, Renzi e Conte, non abbiano realmente in mano la carta vincente. Cioè Renzi ha fatto saltare tutto e non ha un piano B, perché il suo piano B è capiamo, nuove alleanze, non si capisce bene. Io mi aspettavo avesse una maggioranza pronta alternativa. Conte, convinto comunque di avere i numeri, in queste ore si sta accorgendo che forse quei numeri non li ha. Tutto questo mentre, come dice bene, qui si protesta, si manifesta, si fa capire che non si può andare avanti così. Io ho sentito polemiche, no, chiaramente, perché c'è chi dice le regole sono regole e se iniziamo a non rispettarle chissà dove si andrà a finire. Io dico anche che certe volte per lanciare un messaggio bisogna anche essere pronti a uscire dalle regole. Una protesta di natura è fuori dagli schemi. Io vorrei che ci fermassimo un attimo sul messaggio che questa gente ci sta lanciando. Non ce la facciamo più. Poi chiaro, all'interno della protesta ci sono persone che sono andate forse oltre quello che il senso comune avrebbe suggerito, ma allo stesso tempo sono persone che da mesi non hanno l'occasione, l'opportunità di poter svolgere il proprio mestiere, ma allo stesso tempo non hanno i ristori economici. Certo. Cioè, è un po' mi perdoni, il modo di come aveva teorizzato quell'economista, quando non hai più nulla da perdere, no? Quindi non c'è più la paura che sottende alla democrazia. Quando non hai più nulla da perdere devi rischiare fino in fondo, che è un po' quello che hanno fatto molti baristi, insomma, che nonostante siano stati multati hanno deciso di aprire nuovamente. Ma certo. Guardi, facevo quell'esempio prima, ma ne posso fare anche un altro ora. Un bar della mia città di Montebelluna mi chiede l'altro giorno, mi dice: senti, io ho fatto questi conteggi, mi pare che possano giungermi 1.800 euro di ristoro. Risulta? Faccio i conti, dico sì, è vero. Beh, non pago neanche metà del mio affitto. Come posso vivere? Come posso vivere? Come posso pensare di riaprire se non ho le risorse economiche per dare un acconto ai fornitori? Perché poi c'è anche tutto quell'aspetto di indotto. Cioè, dietro un bar, dietro un ristorante, ma noi ci scordiamo anche dietro una palestra, dietro un'agenzia turistica, dietro un'agenzia di servizi, di qualunque servizio sia. C'è un indotto, c'è un fornitore, più fornitori, c'è una famiglia, c'è tanta gente. Noi stiamo parlando, perché sono forse il simbolo di questi locali che tengono aperto per lanciare un messaggio, ma quel messaggio che danno loro è un messaggio che riguarda tutti.
E a me spiace che questa, che dovrebbe essere la madre di tutte le battaglie politiche, perché se c'è una cosa che la politica deve fare è dare futuro a un lavoratore, a chi si prodiga ogni giorno per investire tempo e denaro sul proprio futuro, si parli di cose che francamente sono lontane dal nostro paese. Chiaro che sono molto importanti, avere un governo solido è molto importante, ma perché siamo giunti qui? Com'è possibile? Anche nel passato è successo che ci siano stati cambi all'interno degli esecutivi, ma il cambio è stato molto rapido. Qui stiamo parlando, oddio, ci potrebbe essere quel voto in più, quel voto in meno, ma dobbiamo dare risorse a questa gente. E continuiamo a non avere una maggioranza solida poi, insomma, sostanzialmente. Esatto. Il forte rischio è esattamente quello. Ora noi potremo avere più prospettive. Un Conte-ter con una maggioranza debole, un Conte-ter con una maggioranza forte, elezioni o un altro premier. Ma siamo il 17, andremo alla conta il 19 e chissà cosa capiterà dopo. C'è la percezione dall'esterno, poi magari non è così e sarei lieto di essere smentito, è che non ci siano certezze, cioè nessuno abbia una strategia a medio-lungo termine in mano. Tutti vivano un po' la giornata dicendo vediamo cosa fa lui, in base a quello che fa lui risponderò io. Sì, ma mentre voi parlate, qui c'è della gente, ragazzi, che prende 1.500 euro per 2 mesi di chiusura quando nello stesso periodo avrebbe forse fatto 40-50 mila euro di corrispettivi. Ecco, a questo proposito, Palumbo, visto che lei è il consulente aziendale, le faccio quest'ultima domanda. Prima ha parlato di ristori facendo un calcolo. Secondo lei, per creare una situazione meno drammatica e sicuramente più equa, come avrebbero dovuto essere calcolati secondo lei i ristori? Ammesso che... Intanto prendiamo i mesi giusti, cioè se vogliamo dare ristoro economico per gennaio non prendiamo aprile, perché sono mesi differenti. Locali in montagna, dicevo prima, pensi lei aprile e gennaio come flussi, sono cose che non c'entrano nulla. Secondo, calcoliamo i costi fissi sull'esercizio del 2019, che è l'ultimo anno forse di lavoro pieno. Calcoliamo i costi fissi e diamo l'importo completo dei costi fissi. Su quello diamo un'aggiunta di un 10% per la sostenibilità dell'imprenditore. Voglio dire, ho avuto costi fissi annui per 10.000 euro o costi fissi annui per 30.000 euro. Ok, divido per i mesi, ogni mese faccio giungere quell'importo a cui aggiungo una parte per una vita, diciamo, serena, potrebbe essere altri 1.000 euro, per poter campare in qualche modo e arrivare alla fine della crisi. Dare ristori su conteggi così complessi rischia poi di arrivare a un risultato che non è quello giusto. Cioè sono veramente pochi soldi che stiamo dando e la situazione è molto complessa. Ricordo che la contemporaneità tra il cambio colore e il ristoro economico non c'è più, per cui oggi dobbiamo attendere un apposito decreto legge che assegni le risorse, che allochi le risorse per certi settori. E il decreto legge chi lo fa? Il governo, che però è in crisi. Ecco, benvenuti in Italia. La tragedia e la farsa, si diceva prima. Grazie Nicola, staremo anche noi in attesa insomma, di capire martedì che cosa accadrà. Serve davvero responsabilità per il bene del Paese, perché come lei ha molto ben disegnato e raccontato, questa è la situazione in cui il nostro Paese versa e non è possibile che insomma, si continui oltre. Grazie per essere stato in nostra compagnia, buona domenica anche a lei. A lei. Allora, io con la regia volevo mandare in onda il servizio Pranzo Maser realizzato dal nostro Christian Arboit, perché ci colleghiamo proprio esattamente con quello che ha detto Palumbo. La situazione ai piani alti è quella, e poi però che cosa succede davvero sul territorio? E qui abbiamo l'esempio del sindaco, addirittura il primo cittadino di Maser, che ha tirato dritto e ha rivendicato la bontà della sua azione, ovvero di aver visitato un luogo, un bar che doveva essere chiuso, invece ha deciso di aprire per l'iniziativa Io Apro, e il primo cittadino ha voluto essere proprio lì. Allora la ascoltiamo. Credo di essere stato l'unico amministratore locale che ha voluto, tra virgolette, trasgredire. In realtà io ho semplicemente aderito ad una protesta pacifica, e sottolineo pacifica,
perché sono convinta che le regole date da questo governo sono ingiuste. Un governo di gente che non sa cosa vuol dire lavorare. Rivendica il suo gesto il sindaco di Maser Claudio Benedos, totalmente dalla parte dei ristoratori. I locali, dice, sono tra i posti più sicuri. I contagi non avvengono all'interno di bar e ristoranti, ma bensì avvengono, come sappiamo, soprattutto all'interno di abitazioni private. E quindi ieri ho voluto anche accertarmi che tutto fosse in regola. Dall'entrata era tutto perfetto. La stessa prima cittadina racconta di aver cercato di coinvolgere anche altri colleghi, senza successo. Di certo non nasconde un certo fastidio per come sono stati trattati i ristoratori in questi giorni. Mi ero anche un po' arrabbiata perché avevo visto in mattinata le circolari della prefettura e anche della questura che avevano anche di massima allerta come si trattasse di criminali, ecco. Una condanna al sindaco arriva dal PD provinciale con Giovanni Zorzi, che porta i casi di San Biagio e Preganziol, dove dice gli esercenti sono stati aiutati con misure ad hoc. Ma nel venerdì della mobilitazione a rischiare la multa sono stati anche alcuni clienti. Questo è il caso di Crevada. Sono venuto per dare solidarietà locale a questo settore che ne ha bisogno. Perché lavoro anch'io nel mondo del vino e sono praticamente nella filiera di questo settore. Siamo tutti nella stessa barca, quindi dobbiamo per forza fare qualcosa. Allora, intanto saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite, la dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, grazie a lei. Allora, prima di iniziare a chiacchierare, dottoressa, voglio farle vedere un servizio che è stato realizzato dalla redazione di Venezia, perché abbiamo parlato ora di varie categorie produttive, dal turismo, baristi, ristoratori. Oggi, adesso, con lo spazio che apriamo con lei, vogliamo parlare di adolescenti. Secondo il DPCM domani tantissimi avrebbero dovuto tornare a scuola. Questo non succede per il Veneto, dove la didattica a distanza è stata confermata al 100% ancora fino alla fine di gennaio. Ma insomma pare che questa situazione di isolamento, che ormai per tanti ragazzi dura più di un anno, stia creando degli effetti psicologici davvero pesanti. Allora guardiamo insieme il servizio e dopo, dottoressa, lo commentiamo. Se dal 2012 il numero verde della regione 833 43 43 aveva registrato 11.300 telefonate, da marzo a fine 2020 le richieste di aiuto allo sportello inoltre sono moltiplicate, passando a 3.200. Sono gli effetti collaterali del coronavirus che generano ansia e depressione. Praticamente abbiamo concentrato in pochi mesi quello che di solito si faceva in un anno. Ed è una cosa importantissima perché la gente, i cittadini, ha ritenuto giusto avere un confronto sui temi psicologici importanti. E la nostra mente reagisce alla paura con un eccesso di disturbi legati all'ansia, disturbi di attacchi di panico, a tutte quelle manifestazioni che sono incontrollabili quando la paura è tanta. Finora una sola persona ha manifestato intenti suicidari. Gli attacchi d'ansia colpiscono ogni fascia d'età, ma i più fragili risultano essere gli uomini. Soprattutto l'età, la fascia che va dai 30 ai 50, poi dai 50 ai 70, ma c'è una fascia interessante che è quella degli ultrasettantenni, cioè anche gli anziani, soprattutto quelli che si sono trovati soli. I timori e le angosce si sono modificate negli ultimi mesi. Se all'inizio c'era soprattutto la preoccupazione di contagiarsi, la difficoltà a stare chiusi in casa, adesso chi chiama sono soprattutto i contagiati dal virus, quindi il timore di poter avere dei sintomi più gravi, quindi un ascolto anche delle sensazioni, dei disturbi, e poi la preoccupazione di contagiare i propri cari, oppure come gestire, avere dei consigli su come gestire i propri cari, soprattutto gli anziani. Il servizio è sempre attivo. Noi siamo un'equipe di 10 psicologi e ci si alterna al telefono per dare un servizio alla comunità veneta H24 e 7 giorni su 7, perché anche le ore della notte sono ore in cui si può telefonare per avere comunque un colloquio psicologico. Allora, servizio di Ilaria Marchiori, la redazione di Venezia. Allora, dottoressa, apriamo due fronti. Abbiamo parlato dei ragazzi, nel servizio si parlava invece di varie fasce di età, anche di anziani, ma la parola, secondo me, il denominatore comune è attacchi di panico.
Secondo una ricerca dell'ASL della Toscana, gli adolescenti, ci sarebbe un aumento del 10% di attacchi di panico anche tra adolescenti, proprio a causa di questa situazione di solitudine e di paura. Intanto ci può confermare, anche secondo la sua esperienza, i dati che lei ha in mano, questo aspetto, e quali sono i campanelli d'allarme a cui stare attenti? Allora, è difficile confermare dei dati specifici perché le ricerche in questo momento sono tante, prolificano e magari hanno anche dei dati parziali, i campioni sono diversi, di solito i dati si commentano a posteriori, nel momento in cui non c'è l'emergenza. Quindi al di là del dato, io ovviamente non posso negare il fatto che gli adolescenti esprimano sofferenza, ma d'altra parte in questo periodo chi non esprime sofferenza? Dai bambini, dagli adulti, abbiamo visto anche nel servizio che ha preceduto, io ho visto anche il vostro servizio sui ristoratori, in questo momento qualunque categoria sta esprimendo sofferenza e io non la vedrei molto nei termini di quante persone in più soffrono, è già positivo se queste persone, questi ragazzi in più che soffrono comunque arrivano alla ribalta anche attraverso questi dati, perché comunque l'adolescenza è sempre stato un periodo di fragilità. In questo momento il coronavirus ha un po' stappato alcune fragilità rendendole più attuali e l'importante è poter dare una risposta a queste fragilità, quindi in che modo diamo una risposta a questi adolescenti che effettivamente da 11 mesi sono in qualche modo quasi sempre a casa, tranne una breve parentesi verso settembre-ottobre, ma una parentesi che in qualche modo hanno anche sofferto, perché in quel periodo sono stati visti anche come gli untori, quelli che non stavano alle regole. E quindi è necessario dare ora un'altra narrazione a questi studenti che in questo momento stanno aspettando quasi un giorno di Natale che viene sempre posticipato, anche questa continua data del giorno dell'apertura. Non fa bene agli studenti aspettare un giorno che non arriva. Infatti a questo proposito, proprio mentre noi stiamo parlando, il governo ha convocato il CTS perché ci saranno, secondo il DPCM, già da domani 18 gennaio il 50% delle lezioni avrebbe dovuto essere, non in Veneto ma in altre regioni d'Italia, in presenza, ma alcuni governatori stanno frenando. Quindi ci sono ragazzi che sono pronti ad entrare in classe domani e che forse non potranno farlo. Quindi lei ci sta raccontando che anche questo continuo balletto delle date può creare, possiamo chiamarla ansia? Sicuramente sì, questa confusione, questa incertezza che viene trasmessa da chi invece dovrebbe essere una guida a questi ragazzi, ovviamente procura ansia e procura anche rabbia, perché c'è un po' l'idea che da una parte non ci si stia occupando di loro, sto parlando del fatto che molto spesso vengono definiti come una generazione dimenticata, e in questo senso mi sembra anche quasi esemplare l'esempio del decreto Natale durante il quale potevano uscire 2 adulti con 2 minori di 14 anni, quindi una famiglia con un adolescente in casa. Cosa avrebbe dovuto fare? Lasciarlo a casa? Forse non era stato previsto. Credo questo sia stato anche posto ora rimedio, però è un esempio del fatto che ai ragazzi viene spesso raccontato che vengono dimenticati. I ragazzi sentono le informazioni che vengono trasmesse e quest'idea che non si sa bene che cosa fare o che la scuola sia anche un po' un campo di battaglia tra chi è per apertura sì e chi è per apertura no. In fin dei conti ai problemi complessi non c'è una risposta semplice, quindi noi non possiamo semplicemente prendere il campo del apriamo o chiudiamo, ma prendere atto che se in questo momento c'è un'unica soluzione che è quella della didattica a distanza e non sappiamo per quanto tempo, dobbiamo osservare i ragazzi e le problematiche che ci portano e vedere quali sono le soluzioni che possiamo offrire per rendere questa situazione anche più sostenibile e produttiva anche per loro. Senta, possiamo dire, corretto dire secondo lei che il migliore amico di questi ragazzi ultimamente sia diventato il web, perché essendo così trincerati dentro 4 mura, tendenzialmente ormai i rapporti sociali sono filtrati attraverso la tecnologia e quindi anche i social network, che sappiamo bene rappresentare magari a volte anche un'arma a doppio taglio. Sarebbe il caso di dire che il web è un mezzo per arrivare ai loro migliori amici, quindi non dobbiamo mai dimenticare che
attraverso il web loro possono raggiungere delle persone, degli esseri umani, e quindi è un bene che le raggiungono, e dobbiamo però prestare attenzione al modo in cui le raggiungono, perché ovviamente ragazzi lasciati soli nella loro stanza a volte per 24 ore. Io ho sentito di ragazzi che non si vestono da mesi ma passano da un pigiama ad un altro pigiama, quindi non porre attenzione in che modo stanno interagendo con i loro coetanei, stanno riversando anche in queste relazioni la loro ansia, la loro confusione, la loro rabbia, in che modo li aiutiamo a sviluppare una diversa intelligenza emotiva e una capacità di relazionarsi sia con i loro pari che con gli adulti. Ci dà qualche consiglio, dottoressa, qualche piccolo vademecum per i genitori che poi si ritrovano anche a dover gestire magari uno spazio di smart working piuttosto di dover andare al lavoro, non avere dei nonni che possono stare accanto a questi ragazzi e quindi sono costretti a lasciare questi studenti a casa da soli? Sicuramente farli sentire parte di un tessuto produttivo, quindi non trasmettere l'idea che i ragazzi in questo momento sono esclusi dalla società perché non producono, quindi possono stare a casa a fare semplicemente delle ore quasi perse, come a volte è stato trasmesso, ma in realtà loro possono partecipare ad affrontare questo problema, a trovare più velocemente una soluzione, a contribuire anche alla trasformazione di questa società. Sto pensando per esempio al fatto che possono occuparsi di attività che normalmente non demandiamo. I ragazzi in questo momento non possono uscire, ma perché non possiamo mandarli a fare la spesa, a quale magari non erano abituati, potrebbero al momento sentirsi spiazzati da queste nuove richieste, ma se noi li investiamo di una responsabilità, permettiamo comunque che testino i loro limiti, che è un po' la sfida di questa età, come anche possono contribuire alla digitalizzazione di tutta la famiglia, possono istruire i nonni per poter utilizzare gli strumenti del web che loro ben conoscono, quindi non trasmettere l'idea che questo è un anno perso, ma è un anno in cui impariamo altre cose, e spostare l'attenzione da un passato che ci sembra dorato al quale vorremmo tornare, ma cominciare invece a crearci un futuro che loro possono desiderare e un futuro verso il quale vogliono tendere. Grazie, mi sembra davvero una lettura utile e non dovrebbe costare nemmeno un grosso dispendio di energie, no? Provare a cambiare o avere dei costi particolari, provare davvero a cambiare modo di vedere le cose, quindi di non continuare a guardare al passato ma invece di costruire un futuro che magari può essere un po' diverso. In ultimissima battuta le chiedo un parere personale. Evidentemente ci sono alcuni paesi come ad esempio l'Indonesia che invece che partire dagli anziani ha iniziato a vaccinare i giovani e gli insegnanti. Come la vede? Come scelta? Oddio, penso che debba essere visto all'interno di un piano più ampio, tutto ha un razionale se c'è una teoria che lo guida. In questo momento io per esempio sto pensando che effettivamente i ragazzi per tornare a scuola devono tornare in un tessuto sociale di sicurezza anche psicologico, quindi con insegnanti che non li vedono come nemici, come possibili untori. Quindi potrebbe essere utile sicuramente partire dal vaccinare gli insegnanti. Non so cosa c'è dietro alla teoria che ha spinto invece questi paesi nel pensare di vaccinare gli adolescenti, ma mi sembra anche che i vaccini non siano testati per ragazzi sotto i 16 anni, quindi non sia materialmente possibile. Non ho approfondito la questione, però immagino che ci sia una teoria alla base. Quello che noi dobbiamo trasmettere agli adolescenti è che gli adulti comunque stanno facendo delle azioni pensate, non dei tentativi per prove ed errori, altrimenti li lasciamo da soli con le loro paure e le loro ansie che si trasformano in rabbia e si trasformano in azioni distruttive. Grazie dottoressa Pizzoferro, lei è chiarissima come sempre, grazie per il tempo che ci ha dedicato, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, grazie. Buona giornata, arrivederci. Grazie, buona domenica a lei. Allora, con la regia mandiamo in onda il servizio caso TAR scuole, perché è davvero quello di cui si sta discutendo in questo momento tra governo e CTS. Vi ricordo che oggi alle 11 è stata convocata una riunione straordinaria proprio con il CTS per parlare di scuole e perché ci sono molte associazioni che hanno vinto al TAR contro presidenti di regione che dicono che come avrebbe voluto il DPCM non si torna a scuola in presenza al 50% a partire dal 18 di gennaio. Il Veneto per esempio è una di queste. Allora mandiamo in onda il servizio e poi parliamo di lavoro.
Stiamo valutando la possibilità di presentare un ricorso contro l'ordinanza regionale anche qui in Veneto, alla luce di quello che è stato l'esito degli altri ricorsi presentati nelle altre regioni, soprattutto quelle a noi confinanti, Lombardia, Emilia e Friuli Venezia Giulia. Non hanno ancora presentato alcun ricorso, ma potrebbero farlo presto i genitori del comitato Priorità alla Scuola, reduci dal sit-in di venerdì all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Del resto i TAR a macchia di leopardo stanno sospendendo tutte quelle ordinanze regionali con cui i singoli governatori hanno rinviato il rientro in aula delle superiori, applicando la didattica a distanza al 100%. È chiara l'indirizzo dei vari tribunali amministrativi che, ripeto, sottolineano proprio come alla base di queste ordinanze regionali ci sia una mancanza di motivazione per la chiusura delle scuole superiori. Alla base dei ricorsi l'inefficacia della DAD, foriera detta dei ricorrenti, di disparità di trattamento tra studenti con relativo disagio psicofisico, ma anche la mancata evidenza di una pericolosità maggiore della vita in aula. Per questo io credo che il presidente Zaia in Veneto potrebbe anche fare più bella figura a ritirare la sua ordinanza piuttosto che tergiversare e aspettare che anche in Veneto ci si muova eventualmente con un ricorso. In attesa di una contromossa della Regione continua la mobilitazione. Siamo arrivati a costituire quello che sarà un presidio permanente ogni venerdì sotto la Regione Veneto fin quando almeno le scuole non verranno riaperte. Vi do un'altra notizia che è un'anticipazione del Corriere del Veneto appena battuta in ANSA, proprio cade a fagiolo per il discorso che abbiamo aperto con i ragazzi e con le scuole. Pensate che sono circa già 200 le classi scolastiche di elementari e medie sottoposte a quarantena in Veneto per positività di uno o più studenti. È l'effetto, 10 giorni dopo la ripresa dalle vacanze di Natale, dell'ordinanza della Regione che ha cambiato la gestione dei casi positivi a scuola, obbligando all'isolamento intere classi in presenza anche di un solo contagio. Quindi pensate, 10 giorni dopo il ritorno dalle vacanze di Natale ci sono già 200 classi scolastiche in quarantena con un totale di circa 4.000 studenti che sono a casa. Pubblicità e poi avremo come ospite il segretario generale della CGIL di Treviso, Mauro Visentin, che saluto e ringrazio, è già collegato con noi. Pubblicità, buongiorno. A tra poco. Diretta straordinaria di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati. È arrivata la conferma sulla riduzione delle dosi inviate dalla Pfizer all'Italia. Stiamo parlando delle dosi di vaccino anti-Covid, ne abbiamo parlato anche noi nel nostro servizio che adesso vi farò vedere, ma la conferma nelle dichiarazioni del commissario Arcuri, che ha detto la Pfizer ha ridotto di circa 165.000 dosi il nuovo invio di vaccini, lo ha reso noto l'ufficio stampa del commissario. La riduzione in modo del tutto arbitrario nella prossima settimana, a fronte di 56.770 dosi previste, ne verranno consegnate 397.000. E poi c'è un'altra notizia secondo me interessante, ovvero che sono 6 le regioni che non subiranno alcun taglio e sono l'Abruzzo, la Basilicata, le Marche, il Molise, l'Umbria e la Val d'Aosta. Sono quelle a cui sarà consegnato lo stesso numero di vaccini che era previsto. Tutte le altre invece avranno una riduzione considerevole. Vi facciamo sentire l'intervista raccolta dalla redazione di Treviso al direttore generale dell'ULSS, Francesco Benazzi. La brusca frenata di Pfizer nella consegna dei vaccini anti-Covid rischia di far slittare di settimane, 2, forse 3, l'avvio della campagna di immunizzazione degli over 80. Con un quadro dei contagi ancora preoccupante, una battuta d'arresto sarebbe gravissima. Siamo molto preoccupati perché, come lei sa, la Regione giustamente ha voluto il piano vaccinale molto ampio e dobbiamo fare tutti i richiami, chiamiamoli, della prima fase, quindi dalle case riposo, ospedali, monastieri accreditati eccetera, e stavamo partendo con la prima fase over 80 che sarebbe importantissima perché andiamo a mettere in sicurezza tante persone che sono a rischio ovviamente per l'età e per le pluripatologie. Quindi questo ci crea immensa difficoltà perché andremo a ritardare anche di 15-20 giorni un piano che era già predisposto dalla Regione e che andava via come un treno. L'ULSS 2 ha attualmente a disposizione ancora 5.000 dosi che serviranno per completare le vaccinazioni nelle RSA e coprire anche la fascia della disabilità. E poi purtroppo ci dobbiamo bloccare perché dobbiamo fare i richiami. E la Regione Veneto ha avuto garanzie dal commissario Arcuri che martedì arriveranno le dosi, con quelle nuove dosi
dosi di martedì sicuramente riusciamo a coprire i richiami. In giornata Pfizer e BioNTech hanno annunciato un piano che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne. In Europa si dovrebbe ritornare al calendario iniziale di distribuzione a partire dalla settimana del 25 gennaio. Questo fa sperare che il danno venga quantomeno contenuto, in attesa che arrivino anche gli altri sieri che hanno avuto il via libera alla distribuzione. Moderna dovrebbe arrivare, penso, verso la metà di febbraio, come pare che anche AstraZeneca abbia avuto l'ok dell'EMA, per cui anche AstraZeneca verso metà febbraio, fine febbraio dovrebbe arrivare. Questo ci aiuterebbe a vaccinare il resto della popolazione con l'aiuto importante della medicina generale di medici di famiglia. Allora, perché vi abbiamo fatto vedere questo servizio? Perché sui vaccini la nostra regione, ma insomma diciamo tutto il paese, sta puntando tantissimo per ripartire, per una vera ripartenza del paese oltre la pandemia. Buongiorno Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. I lavoratori, le aziende hanno bisogno di ripartire perché la situazione è piuttosto drammatica, il saldo è ovviamente negativo, anche se c'è il blocco dei licenziamenti fino a fine marzo, le assunzioni di fatto non ci sono state. Ci conferma questo dato? Beh sì, il saldo è negativo soprattutto per quanto riguarda la parte dei contratti che non sono stati rinnovati sostanzialmente, per cui quelli che sono andati a decadere, un saldo importante perché siamo quasi al 40%, poco sotto il 40% di contratti non rinnovati. In provincia di Treviso più di 47.000 contratti non sono stati rinnovati rispetto all'anno precedente e pertanto, come dire, la situazione è una situazione che attende gli sviluppi legati all'evoluzione della pandemia. Di quali settori stiamo parlando per questi contratti non rinnovati, ad esempio? Così facciamo proprio una fotografia della situazione trevigiana. Soprattutto il terziario, soprattutto i servizi turistici, soprattutto il commercio al dettaglio, però anche altri settori che ovviamente prima erano comunque in difficoltà e che con questa situazione non hanno sostanzialmente modificato la loro posizione rispetto all'andamento precedente. Per cui molte realtà direi che soltanto l'agricoltura, il primario e alcune realtà dell'industria tipo le costruzioni, tipo il settore del legno, che hanno dimostrato comunque una mobilità importante, per il resto o c'è uno stallo o c'è un arretramento. Per tutto il settore delle costruzioni possiamo pensare che ci sia un effetto positivo anche del famoso super bonus che è già entrato in vigore? Possiamo pensare che questo sia servito? Diciamo che il settore delle costruzioni con il super bonus dovrebbe sentire l'effetto nei prossimi mesi, nel senso che in questa fase ci sono tutte le fasi di istruttoria che difficilmente vedono una sensibile ricaduta sul lavoro vero e proprio, però direi che molto probabilmente questa è una partita che è rimasta in piedi, magari recuperando anche altri momenti, non quelli del super bonus, ma quelli del recupero del 50 o del 65%, e mi immagino che probabilmente con il recupero del 110% ci sia un ulteriore miglioramento della situazione. Secondo lei è stata l'assenza di questa politica di ristori, insomma, sostanzialmente fallimentare, l'abbiamo visto e lo stiamo raccontando su più fronti, a fare in modo, insomma, che tante assunzioni non siano state rinnovate? Cioè, se fosse stata fatta una politica di ristori più efficace, secondo lei la situazione sarebbe diversa? Cioè, staremo raccontando una situazione diversa? Allora, posto che io ho sentito anche il dottor Palumbo prima, con il quale condivido quasi niente di quello che ha detto, perché i ristori, come dire, sono legati a un momento di freno e di blocco dell'attività e pertanto, come dire, non
non avrebbero, anche se fossero arrivati in maniera maggiore, posto che possono arrivare in maniera maggiore, e ricordo che i ristori derivano da un recupero economico che arriva dalla tassazione, per cui anche qua mentre le casse integrazioni dei lavoratori dipendenti sono contribuite, pagate e programmate dal sistema, per cui i lavoratori e le aziende che utilizzano questa modalità versano anche dei contributi, i ristori ovviamente sono soltanto dei trasferimenti che lo Stato, attraverso la tassazione, dà a quelle realtà che sono in difficoltà, che devono essere aiutate, ma che per essere aiutate hanno bisogno di trovare delle risorse, e ovviamente queste risorse passano attraverso la tassazione. E allora delle due l'una: o si pagano le tasse o non si ricevono i contributi, tanto per essere chiari. Dopodiché i ristori va a quelle realtà che non stanno lavorando, per cui non avrebbero modificato le assunzioni del lavoro dipendente, o comunque non avrebbero modificato la realtà di evoluzione dell'economia. Noi siamo una società che ha puntato molto sulle attività in proprio, e molte volte le attività in proprio subiscono questi rischi. Purtroppo devono essere aiutate, però è ovvio che non siamo attrezzati per aiutare quelle realtà se non ci mettiamo nelle condizioni di dire bisogna mettere qualcosa da parte per situazioni che probabilmente erano impensabili fino a un anno fa. Questo è il dato di fatto. Però anche qua gridare che bisogna avere più soldi, bisogna avere più risorse, bisogna sapere che quei soldi, quelle risorse prima o dopo devono essere pagate, e se devo dire chi paga le tasse in Italia, l'85% del gettito fiscale è determinato dai lavoratori pensionati e dai cittadini pensionati e dai lavoratori dipendenti. Si è tornato a parlare di patrimoniale in questi giorni. Sì, la patrimoniale potrebbe essere una soluzione. È ovvio che la patrimoniale dovrebbe essere calcolata su realtà e su patrimoni che se lo possono permettere. È ovvio che non è possibile pensare di andare a tassare ulteriormente quelle realtà, tra l'altro che recuperano reddito dalla casa lasciata in eredità o da un terreno lasciato in eredità. È chiaro che la patrimoniale va studiata in maniera seria. Io penso soltanto che chi oggi riceve una rendita da delle azioni paga il 12%, paga il 12,50 o qualcosa di più di interesse, di tasse, e chi invece va a lavorare tutti i giorni paga almeno il 18-25% di tasse. Allora è ovvio che qua va rimesso in fila e va rimesso in ordine una modalità con cui si deve anche contribuire alla società. Non è possibile che chi lavora paga più tasse di chi vive di rendita. Questo è una logica che non può stare in piedi. Senta segretario, chi sta pagando di più questa situazione? Sono sicuramente anche i giovani con i vari lavori stagionali che di fatto sono saltati, ma mi viene in mente anche tutta quella categoria di ultra cinquantenni che magari erano a pochi passi, anche sessantenni, insomma pochi passi dalla pensione, e rischiano anche adesso con lo sblocco dei licenziamenti di non farcela. È reale questo problema? Voi che avete davvero il termometro della situazione? Purtroppo sì, purtroppo se non proviamo a mettere in campo qualche soluzione per quanto riguarda la ripartenza e lo sblocco dei licenziamenti, noi ci potremmo ritrovare con una serie di figure che, non avendo più il proprio posto di lavoro, proprio perché si è estinto in questo periodo di fermata per la pandemia, di avere tante persone che rischiano di essere senza prospettive. Quante sono queste persone? Avete qualche numero?
Beh, ancora è difficile fare questo tipo di stima perché ci sono tanti tavoli aperti, tavoli di crisi aperti, ci sono tante realtà piccole e piccolissime realtà con le quali, come dire, dovremmo provare a misurarci nel momento in cui ci sarà una ripartenza, se avranno ancora la capacità di stare in piedi. Quello che noi pensiamo è che tutti assieme, le parti sociali, lo abbiamo proposto agli industriali di costruire un tavolo proprio per affrontare la situazione di crisi e la situazione di emergenza, ma soprattutto la politica ai vari livelli, sia a livello nazionale ma anche a livello regionale, debbano trovare quelle soluzioni utilizzando anche quelle risorse che vengono messe a disposizione dall'Europa, i famosi recovery, i famosi New Generation EU, eccetera, proprio per delle politiche che provino a riformare, a ricollocare quelle persone che non troveranno più il proprio posto di lavoro. Allora, rispetto a questo noi pensiamo che ci debba essere ma adesso, in questo momento, in questi giorni, nelle prossime settimane, una disponibilità di sederci attorno a un tavolo per provare a costruire delle soluzioni che non ci riporteranno e non ci riporteremo a come eravamo prima. Io dico anche fortunatamente come eravamo prima, perché prima non andava sempre tutto bene, ma che ci possano mettere nelle condizioni di magari lavorare sugli orari di lavoro, di lavorare sulla staffetta generazionale, sui contratti di solidarietà, per mitigare il più possibile la ricaduta sociale di chi purtroppo non troverà più il proprio posto di lavoro. Lei ha parlato di tavoli di crisi aperti, di che settori stiamo parlando del Trevigiano? Soprattutto del tessile, soprattutto del metalmeccanico, in principal modo, perché sono le realtà che, ripeto, hanno una determinata conformazione e anche una determinata, come dire, struttura medio-grande. Tutto il piccolo e il piccolissimo, quello che una volta si diceva piccolo e bello, adesso sta soffrendo di una situazione di mancata programmazione politica per provare a dare una mano a queste realtà. Ecco, ad un ipotetico tavolo del governo che insomma ci auguriamo, passata la crisi, possa aprirsi al più presto, che cosa chiederete? Noi abbiamo già fatto delle proposte, più che delle domande, anche delle proposte al governo. Abbiamo proposto ad esempio che si vada verso una riforma degli ammortizzatori sociali, che sia una riforma, come dicevo prima, che possa coprire tutti quanti i settori in maniera uniforme, perché se adesso, come dire, il lavoratore della grande industria, e ripeto, questo non è un privilegio, è come dire, un paracadute che è stato pensato in tempi lontani perché la società e il mondo del lavoro era strutturato così. Se adesso c'è la cassa integrazione e la cassa integrazione è contribuita dalle aziende e dai lavoratori, per il piccolo e piccolissimo posto di lavoro, la piccola e piccolissima realtà produttiva non ha un ammortizzatore sociale analogo, e invece va pensato che per questi, va pensato per le partite IVA, va pensato per le realtà come dire, commerciali che ad oggi non rientrano nel comparto della cassa integrazione. E queste sono tutte realtà che in qualche maniera adesso sono aumentate nel panorama, come dire, del mercato del lavoro. I servizi sono circa il 70% della realtà lavorativa, mentre una volta, come dire, c'era un inverso, c'era un 30% di servizi e di, come dire, e di lavoratori legati al commercio, eccetera. E adesso abbiamo una realtà dove i lavoratori, soprattutto della grande industria, sono un 30% e non un 70%. Quindi lei dice serve una sorta di cassa integrazione, un paracadute anche per tutte queste categorie di lavoratori che
insomma ad oggi non ce l'hanno. Poi per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti in vigore fino al 31 marzo, lei cosa si augura? Che venga prorogato? Io mi auguro che innanzitutto fino a quando c'è la situazione di crisi in campo ci siano gli strumenti che abbiamo utilizzato fino adesso, ovvero sia la cassa integrazione per Covid e il blocco dei licenziamenti. Successivamente mi auguro che si inizi a pensare a quelle persone che non ritroveranno più il proprio posto di lavoro, come possiamo provare a ricollocarle, che tipo di formazione va fatta, che tipo di reinserimento, ricollocamento. Di reinserimento, ma non solo, ma anche ad esempio se sono vicini alla pensione, come li possiamo accompagnare alla pensione, quali sono gli strumenti da mettere in campo e quali sono le realtà. Guarda, io personalmente assieme ai miei colleghi di CISL e UIL ad esempio abbiamo chiesto alla Regione, c'era prima l'assessore Caner, sì, con il quale attendiamo una risposta e ci auguriamo che arrivi anche una risposta a breve, rispetto ai lavoratori dell'aeroporto, non ai lavoratori aeroportuali, quelli che hanno il contratto aeroportuale che sono coperti da cassa integrazione, ma tutti quei lavoratori che sono di contorno all'aeroporto, che sono dei servizi e che a breve avranno chiusa anche l'ultimo spiraglio di cassa integrazione di FIS, che è una cassa integrazione, come dire, inventata in questo ultimo periodo per dare un supporto a quelle realtà, come dicevo prima, che non ce l'avevano. Quanti sono questi numericamente, brevissimamente, perché ci dobbiamo lasciare? Abbiamo circa quasi 1 migliaio di persone. Queste persone devono essere formate e la Regione può mettere in campo il fondo nuove competenze per formare queste persone e perché ci sia, quando riaprirà l'aeroporto, la possibilità di trovare anche quei servizi, perché se no chi è a terra a Treviso non troverà nessuno che gli darà delle risposte, che gli darà i servizi, perché quelle realtà saranno morte. Grazie. Allora, rispetto a questo, la Regione si deve dare una mossa e provare a mettere in campo anche le risorse, oltre che alle idee. Grazie Visentin, ci perdoni, ma davvero il tempo a nostra disposizione è terminato e dobbiamo chiudere. Grazie al segretario generale della CGIL di Treviso, buona domenica, arrivederci. Abbiamo davvero terminato, vi ricordo oggi è domenica il notiziario col telegiornale di Treviso e l'informazione alle 19:30, ora vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. Sarà una domenica ancora con un tempo tutto sommato stabile, con qualche nube in più, ma sempre con un clima piuttosto freddo. Il dettaglio del 17 gennaio. Sul Veneto la grafica ci mostra un cielo grigio e coperto. La giornata infatti vedrà, come detto, una copertura nuvolosa alquanto diffusa con locali nebbie in pianura al mattino. Nelle ore pomeridiane però non si escludono maggiori schiarite soleggiate. Temperature minime ancora sotto lo zero praticamente su tutte le province, massime invece tra i 2 e i 5 gradi. La situazione risulterà simile anche sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui molto nuvoloso, ma senza piogge particolarmente degne di nota. Parentesi più soleggiate sui rilievi. Temperature minime fino a -3 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, nubi basse, vedete cielo coperto al mattino con neve a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai -5 gradi, massime invece sui 5 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia.